Per noi zero visibilità sui media, siamo stati completamente censurati, è evidente che stiamo perdendo le libertà democratiche. A lamentarsi così è Loris Palmerini, candidato alla presidenza della provincia nella lista Venezie per l'autogoverno. Sentiamolo nel prossimo servizio di Renato Cattapan. La stampa e le televisioni ci hanno completamente oscurati, molti non sanno neppure che esistiamo. A lamentarsi dell'assoluta mancanza di visibilità sui media è Loris Palmerini, candidato alla presidenza della provincia nella lista Venezie per l'autogoverno. Primo obiettivo: vengano applicate le leggi che già sono in vigore sull'autogoverno del Veneto. Noi stiamo correndo per applicare direttamente dalla provincia le leggi che ci danno già l'autogoverno fiscale, il 100% delle tasse trattenute sul territorio fin dal 1971, leggi che il Consiglio d'Europa ha ribadito per tutti gli enti locali già dal 1989 con la Carta europea sull'autogoverno degli enti locali. Purtroppo non esiste più la legalità in Italia, non esiste più nemmeno la possibilità di far valere i diritti all'informazione, quindi 700.000 persone andranno a votare senza sapere chi siamo. I veneti sono un popolo riconosciuto a tutti gli effetti, continua Palmerini. Abbiamo diritto al bilinguismo, a trattenere tutte le nostre risorse finanziarie e a gestirle. Abbiamo diritto a giudici veneti in caso di giudizio. Le TV si sono comportate meno peggio dei giornali, ma purtroppo non c'è stato un dibattito. I candidati degli altri partiti non sono in grado di sostenere un dibattito e per questo hanno evitato in tutte le maniere di discutere e le stesse associazioni sindacali non ci hanno mai invitato. A Palmerini abbiamo chiesto quali siano i rapporti con la Lega. Inesistenti è stata la risposta. In realtà non perseguono gli interessi dei veneti, ma è prevalsa da tempo ormai la logica delle piccole botteghe. Intellettuali